Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi vorrei parlare dei viaggi o delle feste, perché molte volte alcune persone viaggiano, si preparano tutto l'anno, incominciano già a gennaio a parlare delle vacanze estive, prenotano a destra e a sinistra, ma non tengono in considerazione di alcuni punti importanti. La prima cosa è che si va sempre in un posto quasi sempre straniero negli ultimi anni, anche perché ci sono varie possibilità di viaggiare a prezzo veramente scontato e molti vanno a Cuba, molti vanno nel Sud America, Sudafrica e via dicendo. Però bisogna anche tenere in considerazione una cosa, che non tutti sono dei stinchi di santo. Vi voglio raccontare una storiella a fantasia, che è successo anni fa, no? Sempre a fantasia. Allora c'era una giornalista che era andata a Cuba, no? E questa qui questa signora era una giornalista, diciamo, investigativa e voleva investigare sul voodoo. E questa signora, questa ragazza, insomma, era una freelance che lavorava per un ente statale molto importante, radio, insomma, era una giornalista che lavorava alla RAI, via, diciamo tutta, no? Però questo è sempre un racconto di fantasia, quindi prendete sempre con le pinze quello che vi racconto. E cosa è successo? È successo che questa signora qui tranquillamente è entrato in questo giro di santoni, di stregoni che facevano queste cose, e è rimasta abbagliata, è rimasta affascinata da questa cosa qua. E vai a vedere un incontro, vai a vederne due, vai a vedere tre, vai a vedere insomma un po' di questi riti operativi di alta stregoneria, si è innamorato di uno stregone. E la cosa all'inizio è andata molto bene. È andata molto bene perché lei era contenta, insomma, aveva trovato la sua, non anima gemella chiaramente, speriamo di no, ma insomma aveva incontrato quello che la faceva sentire felice. E il primo tempo andava bene. Poi chiaramente le ferie sono finite e lei è tornata in città, in una grossissima città in Italia. Oh, mi raccomando, questo è sempre un racconto di fantasia, mi raccomando. Comunque, morale della favola, è tornata in città e si sentiva periodicamente lei qua e lui là a Cuba. E finché lei ubbidiva ciecamente a questo stregone, l'amore sprizzava. Ma cosa è successo? A un certo punto lei ha cominciato a capire che in casa c'era qualcosa che non andava. Morale della favola, questo stregone gli aveva messo addosso, o l'aveva praticamente impregnata di geni che praticamente avevano fatto diventare un robot. E a un certo punto lei ha voluto staccarsi da questa relazione, ma vedeva che era sempre più difficile la cosa. E ogni volta che lei cercava di staccarsi, lui da Cuba la telecomandava e la schiavizzava. In altre parole, la situazione era diventata veramente critica. Io questa storia l'ho sentita solamente di striscio, prima di tutto perché in quel periodo lì io avevo cose importanti da seguire e quindi non ho potuto buttargli un occhio. E la seconda cosa anche perché non aveva chiesto aiuto al vostro Marietto Veneziano. Ma perché vi racconto questa storia? Vi racconto questa storia perché quando si incomincia a fare o a prenotare o a organizzare i viaggi, bisogna sempre, in un certo senso, pensare anche al peggio. Bisogna sempre pensare al peggio, perché c'era quel signore che diceva: pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. Quindi per i viaggi il vostro Marietto Veneziano vi consiglia di fare che cosa? Di farvi un bel sigillo, una bella protezione con dei varie forze planetarie che possono aiutarvi a difendere da viaggi. Chiaramente non tutti vanno a cercare il santone stregone, ma potrebbero esserci anche degli impedimenti di altro tipo. Chiaramente queste cose, storielle che vi racconto, sono tutte di fantasia. Potrei raccontarvene tante altre di persone che sono state ingabbiate in viaggi, ma non solamente da stregoni, ma anche da altri tipi che usavano sempre la magia nascosta sotto altre coperte, diciamo così, no? Che praticamente schiavizzavano le persone che poi riuscivano a contattare. Quindi, cari amici, se volete a farvi fare un sigillo o almeno avere una protezione, a parte i circuiti radionici che vanno sempre benissimo, io conosco la Hildegarda, anche il vostro Marietto li fa chiaramente. Vi voglio ricordare che è il prezzo di 120 euro. Questo non è uno spot pubblicitario per vendere i sigilli, ma per farvi rendere coscienti che alcune volte, quando si fanno dei viaggi,
si intraprendono dei viaggi che non si conosce ancora dove si va a parare, è sempre meglio avere una protezione, e i sigilli salomonici sono, anche se è la base, diciamo così, dopo il livello radionico, sono quelli più interessanti e potenti a un prezzo abbordabile. Bene cari amici, vi ringrazio di avermi seguito fino qui. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Hildegarda o di Marietto Veneziano, oppure di andare nel sito del capitano.altervista.org e scaricare gratuitamente i vari ebook di radionica e radiostesia, oppure di venirci a trovare nei gruppi di Facebook. Eventualmente attivate anche la campanella qui sotto per poter sempre essere informati quando usciranno le nuove pillole del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.